Nei primi 9 mesi dell'anno, secondo i dati del Ministero dell'Economia, le entrate tributarie hanno raggiunto quota 324,8 miliardi, circa 3 miliardi in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel solo mese di settembre c'è stato un aumento su base annua del 23,6% a quota 6,9 miliardi. Il dato dei primi 9 mesi è condizionato dal calo del 2,3% fatto segnare a febbraio scorso. È stato presentato questa mattina a Roma il rendiconto sociale 2018 INPS, in cui sono stati comparati i dati 2018 con quelli del 2017 e per alcuni argomenti sono stati evidenziati quelli del 2019. Quanti sono gli assicurati? 23 milioni. Quanti sono i pensionati? 15 milioni. Questo numero dei pensionati è in leggero calo, il numero degli assicurati è in leggera crescita. Quanto pagano di contributi imprese e lavoratori? Quindi 230 miliardi. 230 miliardi sono più di tutta l'IRPEF che si versa in un anno nelle casse dello Stato, quindi una cifra importante che deve garantire la protezione sociale delle persone e un futuro pensionistico. Le domande di pensione e reddito di cittadinanza presentate al 30 giugno 2019 sono state più di 1 milione, mentre quelle accolte sono state poco più di 900.000, con una distribuzione territoriale pari al 60,5% del totale per il sud delle isole, 24,2% per il nord e 15,3% per il centro. L'andamento è, borderline, resiste il versamento contributivo, il che significa che l'economia del Paese non cresce in maniera adeguata, ma non è neanche in una situazione di grande calo. Ci sono naturalmente in questo numero grandi atipicità. La prima è la questione del pensionamento. Molte persone vanno in pensione prima dei 67 anni, ma troppe devono aspettare quell'età e manifesta questo un grande disagio sociale, soprattutto per le donne nel Mezzogiorno. Arrivano sugli scaffali dei supermercati i Nutella Biscuits, i nuovi biscotti Ferrero. I Nutella Biscuits sono gli unici con un cuore di Nutella che costituisce il 40% del prodotto. 1.000 dipendenti hanno raggiunto più di 4.000 punti vendita in tutta Italia. Anche a Palermo e Cagliari gli ambassador Ferrero hanno presentato la novità, facendola assaggiare alle famiglie. Nutella Biscuits è un prodotto innovativo perché è il primo ed unico biscotto con un cuore di Nutella ed è eccezionale. È innovativo anche per come lo stiamo lanciando, è il primo prodotto lanciato dalle persone. Che cosa significa? Il primo prodotto lanciato dai dipendenti Ferrero che testimoniano tutta la qualità e la cura che Ferrero mette e ha messo nel fare questo prodotto. Lavorare in Ferrero è come lavorare in una grande famiglia, come far parte di un progetto in cui al centro di tutto vengono messe le persone. Prodotti nello stabilimento di Balvano in provincia di Potenza, i Nutella Biscuits rappresentano la linea produttiva più innovativa e complessa che il gruppo Ferrero abbia mai realizzato. Con grande orgoglio possiamo dire che questo prodotto è prodotto in Italia, in uno stabilimento che è nato nel 1985 per volontà del signor Michele Ferrero. Che oggi c'è il passaggio del testimone, da chi ha lavorato tanto dietro le quinte per lo sviluppo di questo grande prodotto a chi invece permetterà che tutte le famiglie e tutti i nostri consumatori possano gustarlo al meglio. Quindi, essendo un prodotto così unico, Nutella Biscuit non poteva che meritare un lancio unico.